A tutti buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 30 novembre. Prima corsa, un invito dove è ritirato Besito, sono 6 al via, 1 Zea, 2 Zuzurro d'Asti, 3 Amore Stecca, 4 Attila Ross, 5 Emon USM, 6 Africa Jet. Due rientri importanti, quelli di Emon USM e Africa Jet. Emon U nettamente favorito in chiusura di gioco. Numero 5, Lucio Becchetti in sediolo. Macchina che stacca, con Amon USM che è rimasto piuttosto indietro. Africa Jet ne approfitta per andare subito, Amon U che ne approfitta per andare subito al comando, mentre Africa è rimasta subito nelle retrovie, partendo molto molto tranquillamente. In seconda posizione Zuzurro d'Asti, che precede Amore Stecca, quindi Zea. Ancora in ultima posizione invece Africa Jet, se ne vanno i primi 400 di gara con Emon USM che li percorre in 28,4. Continua a fare andatura Emon USM e dopo 600 metri in 43,3 è leader, con una decina di metri di margine su Zuzurro d'Asti. In terza posizione rimane Amore Stecca davanti a Zea, 800 metri iniziali in 57,9, andatura molto sostenuta imposta da Emon USM, e del resto è un cavallo che ha frequentato le migliori categorie, completa un chilometro iniziale in 1:12,8, in seconda posizione si mantiene sempre Zuzurro d'Asti, più indietro Amore Stecca, Zea, cavalli nettamente intervallati, con Amon USM che a 400 dalla conclusione spara ancora un 14,8 per distaccare ulteriormente Zuzurro d'Asti, che rimane comunque in netta seconda posizione quando siamo al paletto dei 200 metri conclusivi. Frazione ora in 15,4 da parte di Emon USM, che a 100 dalla conclusione può limitarsi a concludere tranquillamente la propria prova di rientro. Vince nettamente Emon USM, il secondo posto è per Zuzurro d'Asti, al terzo all'interno finisce Africa Jet, 1:13,7 il ragguaglio conclusivo, 39 a chiudere, un po' di calo finale, ma erano 11 mesi che Emon USM non correva. Oggi ripresentato in pista da Lucio Becchetti, completa tranquillamente la sua prova in categoria ovviamente inferiore. Africa Jet giunge terza dopo essersi disinteressata della partenza, non era annunciata al top, ha corso comunque bene nel finale. La vittoria invece per Emon USM e Lucio Becchetti in sediolo e al training per conto del signor Luigi Colassanti.